Maglione si metterà a leggere questa poesia. La donna Cannone va bene. Allora considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino, finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordarsi di te. Considero valore sapere in una stanza dove è il nome, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare, l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto. Io preferisco questa cosa di un grande amore. Comunque domande? Come si svolgono le domande? Viva voce, No. oppure gira un microfono? No, il microfono che gira dietro, dotazioni tecnologiche. Siamo solo noi detentori della voce più forte. Si volta. Sì, no, c'è sempre che... Musica. Stasera niente. Stasera stiamo scherzando. Narrano anche come Luca cantante, al di là di Baglioni e compagnia. Sì, qualche volta sono affacciato sopra un ballatoio, sopra un palco scenico, a raccontare delle storie e aggiungerci anche un po' di musica alle storie che raccontavo, ma insomma non c'entra niente con la musica, perché per me la musica è troppo impegnativa. Allora se non la posso usare come sottofondo, come tappetino, come colonna sonora di tutt'altro, se c'è la musica io mi fermo e devo sentire la musica, non riesco a fare un'altra cosa, anche in macchina quando guido. Non la posso sentire se no vado a sbattere. È impegnativa e anche imperativa la musica, e allora la aiuta. Sì, effettivamente che non è che un microfono con la lettera M è abbastanza vergognoso. Non sono credente perché non posso rivolgermi alla divinità, non posso dare il tutto alla divinità, che poi è il pronome della relazione. E però insomma escludo la divinità dalla mia vita e dalle mie relazioni, ma non da quella degli altri. Questa è la differenza che faccio con l'ateo, perché l'ateo la esclude anche dalla vita degli altri. Io la escludo dalla mia. Però penso che un credente è qualcuno che ha una notizia, una
un'intimità che io non possiedo, tra le tante che io non possiedo. Non ne sento la mancanza. Se ci fosse sentirei la presenza, ma quando non c'è una cosa non ne sento la mancanza. E allora non credo che c'entri niente la scrittura sacra con la fede. La scrittura sacra è una traccia di una storia, della irruzione della divinità dentro la storia, ma non c'entra con la fede. Se così fosse, se ci fosse un rapporto di necessità tra la scrittura sacra e la fede, gli analfabeti sarebbero tagliati fuori. E invece, senza anche leggere un rigo, una persona analfabeta può avere un rapporto strettissimo, intimo, insuperabile con la divinità. Quindi il fatto che io frequenti le scritture sacre assiduamente tutti i giorni, insomma, che mi svegli sopra quell'alfabeto e quelle linee che viaggiano in senso opposto al nostro di scrittura, non ha niente a che vedere con la relazione, con un'intimità con la divinità. Resto accampato fuori. Qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato? Ma è venuto in mente come ha tradotto Coelet vanità umana, compagna di vento che fanno ricordare. Bellissimo, vorrei che dicesse qualcosa in più. Anche lì quella scrittura mi è simpatica, quella scrittura ebraica, perché è fisica, non è spirituale. Quando Davide dice, e Gesù ripete, in tua mano sto per affidare il mio vento, ecco che noi troviamo nelle nostre scritture, nelle nostre traduzioni, in tua mano sto per affidare il mio spirito, la mia anima, eccetera. Ma che si tratta di rua, di vento, lo stesso vento che è quello che taglia in due le acque del Mar Rosso, il vento che fa piovere quaglie, il vento che irrompe dentro le fibre di Sansone, lo trasforma in una macchina da guerra. È una potenza fisica il vento che spira sopra i bordi delle acque prima ancora che avviene luce. E allora quello che sta dicendo Davide, poi Gesù ribadisce in punto di morte, in tua mano sto per affidare il mio vento, racconta del fatto che per loro anche quello, anche il respiro, non è possesso della creatura umana, è vento. È vento che è venuto da fuori, è vento che irrompe per la prima volta nei polmoni chiusi del neonato e avvia lo stantuffo della vita all'aria aperta. E quel vento che ha fatto quella eruzione e ha cominciato a far avvenire la vita all'aria aperta, quel vento è da restituire. In tua mano sto per restituire il mio vento. Dunque per me Coelet, appunto, è ossessionato dal vento, ma perché è uno che quel vento lo sente venire dal deserto, è il vento che ossessiona, paralizza, fa tappare in casa, è una potenza che assedia. Ecco, quel vento è fisicamente, incarna fisicamente la sua ossessione. Tutto quel ricercare i beni, le soddisfazioni
soddisfazioni, le felicità, è tutto un andare dietro in compagnia del vento, di quel vento che porta via tutto, che spazza via tutto. L'interessante di Coele, che non è un filosofo per niente, è che lui si trova in una posizione privilegiata. Lui è uno che ha avuto tutto dalla vita. Ecco perché lui è il massimo titolare è il più titolato a dire che tutto quello di cui si è fornito, tutto quello che ha goduto, di tutti gli infiniti vantaggi che ha cercato di sperimentare, di sfruttare, perché tutto quello è essere assediato dal vento, essere spazzato dal vento. L'ossessione di Coele è quella di sprecare la sua vita, di averla sprecata. Ed è una parola violenta, è una parola amara, non ha niente a che vedere con vanitas. Vanitas è un'approssimazione per difetto, tentata da Girolamo, è diventata definitivamente il contrassegno di quel poveretto che ce l'aveva pure la parola in ebraico per dire vanitas, se non l'ha detta. Non era quella. È spreco perché coincide con la parola bene in ebraico. È spreco perché Abele è la manifestazione più evidente di una vita giovane, presa e buttata via, sprecata, con tutte le sue risorse, con tutta la sua bellezza e possibilità, presa e buttata via. Il massimo dello spreco, è lo spreco per eccellenza, il primo spreco della storia della scrittura sacra, la vita di Abele. Poi di questo, con questo si accusa, si perseguita quel suo malore, e però poi lo rovescia alla fine della sua esperienza, di quella storia, di quel breve libretto. Quando all'inizio del capitolo 11 dice: manda il tuo